cerca del suo personale Robert. Grande, grande! 2-0-9-32 ufficioso, grande gara la sua, demolito di quasi 3 minuti il suo personale, perlomeno di 2 minuti e 30 secondi per il keniano. L'applauso di Prato della Valle, Robert Kiplimo Kigamboi, Kenya. Il quarto tempo all time qui a Padova, ricordiamo, dopo il 2-0-9-02 di Toledo Tadese che vinse davanti a Ben Shemet Kenya in 2-0-9-26, ma ci fu anche un 2-0-9-14 di Robert Wambai sempre Kenya, quindi 2-0-9-32, un grandissimo risultato per gli sportivi padovani qui nel Prato della Valle, una grande maratona alla sua 16ª edizione. Vai con la musica! Del secondo classificato dovrebbe trattarsi di Gebre Zihabe, atleta che difende i colori del Kenya, ha subito l'attacco al 26 km del vincitore, poi ci dico, è stato preso un attimo di crisi al chilometro 35 metri più indietro. Dovremo seguire Giovanni Guardi, atleta azzurro, campione italiano del 2011, secondo l'anno scorso alla Venice Marathon, ha corso a Padova nel 2010 siglando il suo personale di 2 ore 13:39 e un'altra sua apparizione qua in Prato della Valle 2 anni or sono, quando giunse in quarta piazza, era il 2013. Siamo sempre in attesa del secondo classificato 2:13:57 in questo istante. Distacco abissale 2:09:32 ufficioso, siamo in attesa dell'ufficialità ovviamente da parte dei cronometristi.
Viene confermata l'ufficialità del tempo del vincitore di questa 16ª edizione della Maratona di Sant'Antonio, 2 ore 09 32. Quarto tempo all time qui a Padova, quarto tempo di tutti i tempi, solo 2 maratone hanno avuto protagonisti più veloci, quella del 2013 e quella del 2011. Eccolo qua, attenzione! E arrivo il secondo atleta. Attenzione, a sorpresa del numero 4 dal Burundi. Grande! 2:15 e 35 ufficioso per lui. 12:15 and 15:40. The time of the number 4 Cialasinario per Burundi. E attenzione, altro arrivo dovrebbe essere Giovanni Gualdi, eccolo alla ricerca del terzo gradino del podio. Eccolo qua, Grande Italia! Grande! 2:16 e 15 per lui, ufficioso chiude in terza posizione. Aveva detto ieri tutto sul podio, è stato di parola con 2:16 e 15. Eccolo qua, sorridente, felice, braccio al cielo, pugno verso l'alto. Dai, vai, ce l'ho fatta! Mai dire mai. E purtroppo la crisi ha colpito il concorrente numero 2, l'etiope Gebre Zihabe. E ora andiamo in zona cerimoniale premiazione. Abbiamo i risultati ufficiali. Primo Robert Kiplino, 2 ore 09 32 al secondo posto. Celestine Pierre Nihori Bere Burundi, 2 ore 15 e 35. Terzo posto per la Corin Time. Giovanni Gualdi Italia, 2:16 e 15. Ore 35 fra 17 minuti 18. Swimming in your world, so it's
Peter Duprey, atleta sudafricano che chiude in questo momento la sua fatica. Del quarto classificato in questa maratona del display, segna 2 ore 20 e 18, attorno alle 2 ore 34, 2 ore 35 dovrebbe arrivare la prima donna, salvo ulteriori novità. Gara femminile, l'atleta al comando Nancy Gitanga Vaigomo è data al 38esimo chilometro, quindi siamo nel comune di Padova, nei pressi dell'Arcella, e però sta viaggiando, ha tirato i remi in barca, gli interessa solo la vittoria, sta viaggiando ora 4,10 al chilometro dopo aver percorso per lungo tempo chilometri tra i 3,40, 3,39 e i 3,45, quindi probabilmente non arriverà nelle 2 ore e 35, ma qualche minuto in più. E invece ci comunicano che Peter Duprey, che è arrivato poc'anzi per la categoria carrozzine P51, dovrebbe, vediamo l'ufficialità, aver siglato il record della manifestazione, quindi un applauso per l'atleta Peter Duprey del Sudafrica. Olera! Oh Giuliana! In attesa dell'arrivo di Alvise De Vivi, portacolori delle Fiamme Azzurre. Lo riconosceremo per un casco argento, sempre delle carrozzine. Il tempo 2:24:13, non si vede ancora ombra del quarto classificato maschile e la prima donna. Stimiamo l'arrivo tra circa 12-13 minuti.
Giuseppe Mura, Futura Cagliari Solo Atletica, che chiude in quarta posizione con un tempo attorno ai 2:24:30. Attendiamo ovviamente l'ufficialità, quindi abbiamo anche il nome del quadro classificato Giuseppe Mura, Futura Cagliari Solo Atletica. Che anche la mezza maratona sono al 40° minuto, quindi altri 30 minuti prima di vedere l'arrivo della mezza maratona, che saranno atleti riconoscibili per il pettorale rosso. E in questa mezza maratona avremo anche l'olimpionico Rossano Caltarossa, il sindaco di Padova Massimo Vitolci, l'assessore allo sport del comune di Padova Cinzia Rampazzo. È una grande festa dello sport oggi qui in Prato della Valle per coloro che corrono, ma anche per coloro che guardano. Let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a way to keep the cold night from breaking in over the wall. 4 atleti arrivati al maschile, quindi Cipriano poi Pier Celestine Nico Rimbere, al terzo posto Giovanni Guanti e quarto il numero 80 Giuseppe Mura. Classificato con il numero 70 Antonio Santi, Modena 2:27:25 ufficioso per lui. È la ennesima volta che Santi è in gara, quindi è la sua maratona. Antonio non può farne altre. Seconda dell'anno dopo Cividale, bravo per la fiera di Vignola, terra di ciliegie ma anche di maratoneti, che vengono a stagionare qua a Padova, perché è la quarta volta che approda in questo evento, perché si narra che Padova sia una maratona veloce, e lo è, anche se il vento contrario è stato tale per 15 km. Ora la situazione gioca a favore di Ranes, quindi il 41enne atleta di Vignola si è confermato ancora una volta capace di onorare la gara, lui il più congeniale, tra l'altro leader anche del mondo delle ciaspole, avendo vinto anche la ciaspolata classica, così come l'evento in quello di Vancouver, che fu prova per un eventuale inserimento nei Giochi Olimpici invernali. È rimasta solo un'idea. ma mi piace lavorare con te perché sei la Bibbia dello sport. Ti ringrazio. Allora inviterei Kim Keboy, Robert Kiplimo, Pier Ningoreve, Celestine, Giovanni Gualdi al cerimoniale. L'operazione la vorremmo attivare entro le 9 per 5 minuti, perché altrimenti lo sguardo è tutto pilotato alla gara femminile. Siamo adesso del Campo San Piero, meravigliosa cornice, hanno così largo Cinzia Rampazzo, Massimo Vitolci, Mirko Patrone, così come Rossano Caltarossa, tra l'emozione e i suoi 2 metri di onorare un evento per il 5 volte olimpionico del canottaggio, il padovano più sportivo time, il piacere di cimentarsi sui 21 km e 97 metri. Questo ovviamente è tutto in gara ufficialmente da 40 minuti dal Campo San Piero. E poi 10:30. Ti volevo anche aggiungere che oggi qua si assegna anche il titolo nazionale dei Vigili del Fuoco, quindi stiamo in attesa di Michele Bedini, che viene dato come leader indiscusso di questa speciale categoria. È il campione uscente, ha vinto la legge a dicembre, ma attenzione anche a Paola Dalmas, la bellunese,
candidata a recitare un ruolo di primo piano non soltanto nella disciplina che gli appartiene ma anche nella classifica generale. State con noi, sorprese in arrivo. La Dalmazia era andata quarta al 15° chilometro, poi non abbiamo più potuto seguire con Radio Costa la situazione delle posizioni arretrate. Tra l'altro c'è un conto aperto tra lei e Claudia Del Somino, il terreno è quello congeniale di entrambe, c'è un conto aperto in senso buono, quello femminile, in ogni caso riusciranno cenato assieme, quindi non ci sono disputi a tavola. C'è il confronto che era visto dalla Bruno Feltre di un mese fa, quando Gelsomino, insegnante di danza di una gente, è chiusa seconda e Paola Del Mas quarta. C'è anche uno score alla Trevisolana 2 anni fa, oggi il verdetto alle spalle dell'imprendibile keniana che appare imprendibile, e questo testimonia che Nancy Chaiga, affiancata dal connazionale, potrebbe davvero esordire nel modo migliore. Agli space 2 ore 30 secondi in questo istante, stimavamo l'arrivo dell'atleta keniana in 2 ore 35, ci dicono che ha rallentato decisamente il passo della zona tra l'Arcella e il centro storico, ha subito il cavalcavia della stazione, l'aspettiamo, probabilmente arriverà in 2 ore 37 e noi faremo il tifo e l'applaudiremo perché sarà the winner in the woman, la vincitrice delle donne. Se sarà Kenya sarà la terza vittoria della storia, se sarà Italia sarà l'11ª della storia. Kenya la più veloce di sempre 4 anni fa, quella che so è che può ancora evitare anche per il prossimo anno il ruolo di più veloce quando corse arrivò qui dopo 2 ore 29 e 25. Per Giovanni Faldi gli mancava il terzo premio del podio, secondo, quarto, ha completato il mosaico, terzo oggi il bergamasco della Corri Time ed è arrivato in tempo. Ex Fiamme Gialle, campione italiano 2011, l'anno scorso secondo alla Venice Marathon. A gare ha un filo conduttore, un legame forte che l'hanno reso importante, tra l'altro anche nazionale dei mondiali militari ad Atene nel 2010, lui che è esordito vincendo a Vigna, uno in marzo se vogliamo chiamare in causa gli Alto Adesini. Paola, siamo lì al confine tra Trentino ed Alto Adige, per fare ovviamente una distinguo. In gara abbiamo atleti di Neumarkt oggi, quindi attenzione a quello che diciamo. Quindi riepiloghiamo 5 gli atleti arrivati nella gara maschile, siamo in attesa della prima delle donne, il cronometro segna 2 ore 32.05 in questo istante, attendiamo ulteriori arrivi e allora un po' di musica! Attenzione, arrivo! Allora, maschile con Claudio Nanzi e il Piacentino che si ripete, Giada Gennaio ha detto torna in quel di Padova e la detta Vertica Piacenza toglie il risultato e si migliora. Bravo! Grande! Bravo! Dell'Alta Emilia, la maglia bianco-rossa della Vertica Piacenza. Con un ufficioso tempo di 2:32.35 per lui, bacia l'asfalto di Prato delle Valle, alza le braccia al cielo, inneggia una danza e felice. Michele Bedini, accendiamo i fuochi, no, li spegniamo, arriva lui. Bravo! Bravo! Grande e fissa l'egemonia da del fuoco, ma da maratoneta la conferma. E il suo tempo 2:32.57, sempre ufficioso per il neo campione italiano dei Vigili del Fuoco. Rimaniamo con la gara maschile, amici, con Eugenio Virgis ancora sugli studi, è una garanzia quest'ultimo. State entrambi reduci dalla marina dei dodi, sia Bedin che Virgis, quindi una continuità agonistica di cartello e ci si complimenta Michele Bedin. Andiamo a prendere al volo, quindi il telegramma. Ottava posizione per lui assoluta in questa 16ª edizione della Maratona di Sant'Antonio. Aspettiamo altri per la top 10. Le linguacce con Michele Bedin, allora, ottavo assoluto, gran gara, grande conferma. Bene, dai, grande gara, difficile perché Come primo premio turno di notte questa sera. domani è turno di giorno. Più benissimo, complementare, questo è un po' il bello della diretta. Il mitico Michele Bedin che vede l'occasione di dai del Vigile del Fuoco, però ecco perché anche Paola Del Mas non ha un fisico scultureo, ha la rapidità di gambe, la vigilanza bellunese, tra l'altro mamma, quindi una bella storia tra le altre che andiamo ad elaborare. Oggi c'è anche l'esordio della marchigiana di Esi, Simona Sardini, che vengono anche di ricordo del gara numero 81. Vesti in colore tecnica penso al 50, ma le origini sono e corre conterranea di Daniele Caimmi. E sai, Simona Santini era stata al secondo posto al 35esimo chilometro, un distacco di circa 6 minuti
dalla leader, la keniana Nancy Mayumu Gitanga, e che stiamo aspettando mentre il cronometro segna 2 ore 34 e 38 secondi. Applausi all'orizzonte per protagonisti alle ultime battute di un evento che a questo punto diventa per tanti il coronamento di un sogno, di un paradiso che si spalanca, che diventa l'occasione importante per portare Bravo! Bravo! Sabina Marathon Club che chiude in nona posizione con un tempo approssimativo di 2:34 e 55. Grande ufficiale di Michele Benin che sicuramente all'ascolto per il 43enne padovano, 2 ore 32,57. Da tempo non correva così forte, quindi ripete le Simonia di Reggio che risale esattamente 5 mesi fa. Sai, correre in casa dà sempre un'altra atmosfera, dà sempre altra dinamite sulle gambe, anche se è una gara aerobica. Considerando il ruolo che occupa è sempre un numero utile da tenere nel tappino, Michele Benin. Ecco. Siamo in attesa della prima donna, 2 ore 35 e 40 in questo istante. A questo punto le sorprese potrebbero avere importanti. Intanto ringrazio Cristian Memè a capo dell'equipe Maestam che ha curato il cronometraggio in partenza, nei passaggi, alla mezza, alla maratona, un grande lavoro di squadra che l'operatore piemontese d'origine a quella volta ha saputo coordinare con tutte le R che volete. Applausi che prendono fuori la cartella del 42esimo chilometro, atleti in arrivo, emozioni in corso d'opera, emozioni che Prato della Valle da anni ci regala ed è sicuramente un bel momento che ancora una volta sembra essere l'esperimento per arrivare alla grandissima. C'è qualcosa di Sardegna, quando ci si muove così la Sardegna trionfa e questo è un bel momento. Bravo! Bravo! Di Luigi Aio, Gigi, Aio! Mancabile riferimento. Potrebbe capire, ricordate l'anno scorso la grande rimonta di Fatma Marawi che ha preferito domenica scorsa a Milano, l'anno scorso visto la prima maratona in carriera, domenica il capoluogo lombardo si è anche migliorata, a lei affidiamo ovviamente la storia recente della fatica che la vide dominare l'anno scorso Vera Nunez e Rosa Cepciumba. Il paratore destinata a salire, ma rimane quel frizzante contributo ambientale, effetto collaterale di un sabato sera, decisamente non da considerare anche al più cattivo degli organizzatori, perché la difficoltà ambientale di ieri sera è stata davvero un disagio in più, poi scongiurata la notte. Davide Scarabelli è la prima dell'atleta Recciano, orfano del compagno di allenamento Andrea Zambelli, l'atleta dell'atletica Sagliano si esalta e corre bene, ha vinto un'altra grande piazza quest'anno Siena, ritrova l'ottima. Bravo! Bravo! Scarabelli, uno dei 50 per la maggiore. Bravo! Molto bene anche Francesco Palattella. Seguono di conclusione. Bravo! E siamo già usciti dalla top 10 con l'arrivo dell'11esimo, 12esimo e 13esimo atleta. Qualità importante, intanto amici a questo punto teniamoci forte perché le emozioni nella gara femminile potrebbero essere tante. Abbiamo dei ricordi, chi si ricorda l'ultima puntata, arrivi anche difficili, sofferenti, sorpassi dell'ultima ora, quindi non prendete impegni nei prossimi 15 minuti, le emozioni stanno arrivando. Guarda che c'è la Rosanna, la Rosanna Martinez. Prendo io che mi senti un attimo. 13 arrivati, l'ultimo è stato maturato qualche secondo fa. Secondo me è stata già la stessa con te. Perfetto, allora adesso vengo su con voi perché Sale la parte cronometrica, si accende l'attenzione, tutti sono enormi applausi chioccano, generosi di un pubblico meraviglioso di aver raggiunto dell'appuntamento di oggi. Vedete, Giovanni Iocchi. Bravo! Bravo! Vicino e lontano. La prima donna è davanti Bravo! alla Basilica del Santo, quindi mancano 300 metri circa e la coglieremo con
fortissimo applauso. Ultimi 300 metri per lei. Attenzione, dovremmo vederla entrare in prato della valle a secondi. Eccola! Eccola l'ultima curva, terminiamo, c'è il nostro aiuto, la capacità e la forza di poter vedere fino in fondo, fa salire l'indice d'ascolto e di gradimento. Kenya sempre protagonista in una gara molto italiana, come l'ho detto, 10 vittorie italiane, sembra profilarsi la terza keniana, il maschio è ancora d'obbligo. E quindi quando la parla Kenya, doppietta keniana qui in Prato della Valle. Attenzione, ultimi 70 metri per la protagonista. E ancora rimaniamo sul panorama maschile, vai a dimenticarlo. Bravo! Bravo! Ed è il momento di Paolo Via. Paolo Via nella storia, ora occhi puntanti, luci della ribalta sulla gara femminile, c'è anche la moto che affianca, eccola, siamo già con le telecamere in corso, ricordiamo la sintesi di Rai Sport, già candidata a diventare tale già domani sera, ma di questo saremo precisi tra breve, ultimi 200 metri, sei classe, state con noi. La linea della Rai Sport 2 la differita martedì 21 aprile dalle 19 alle 19.50, ampio servizio su questa 16ª edizione della Maratona di Sant'Antonio. Rai Sport martedì, Rai Sport 2 martedì sera Penali 58-228, ma dei numeri, arriva lei, esordio con vittoria, non è la prima volta in quel di Padova, questa volta l'attenzione della sua giovanissima keniana, Nancy Gitango Waigumu, eccola, che sta portando nella storia, lo fa dopo una gara lanciata subito in corso in nati. Grandissima! Grande! Grandissima! Grande! 2 ore 41 e 27 per lei, per la sua prima maratona in carriera, aveva solo corso fino alla mezza maratona, prima maratona 2:41 e 27 per Nancy Waigumu Kitanga, Kenya. We're 1,000 miles from Colorado. We have traveled around the sea. Attenzione, si susseguono altri arrivi, l'arrivo della Nancy Waigumu Kitanga è la 17º arrivo, prima donna, altri arrivi, il 4.080. Ed è il momento di applaudire Stefan Strobel, Stefan del tedesco, argento alle Olimpiadi dietro dal Vise dei Lidi, in gara, l'athleta del secolo, l'athleta di Santiago di Callalta, che tra l'altro fra una settimana compie anni, quindi beato a lui che raggiunge anche questo momento importante, sarà giovedì 30 aprile. Ricordiamo oro da te nel Ora 400 sui 100 a Londra, praticamente perso. Si era dedicata anche al ping pong, Paolo, quindi prova a tornare nel mio antico amore, passo dai 100 metri. Anche applausi, prendiamo forma al 42esimo chilometro e passerella per questi 195 metri finali. Una corrida assolata, gratificante, un clima meraviglioso, quando inizia la fatica di protagonisti. 18esimo arrivo, 17esimo al maschile per Bravo! Bravo! la gioia sul suo volto. Attenzione alla Santini! Bravo! Bravi! Brava la partigiana, la tecnica preso 50. Grande! 2 ore 43-40 per la Santini, che piazza così il secondo posto in questa speciale classifica. La verità anche di Gazzotti a margine, ci fa sottolineare la fatica degli altri, capitanata anche da Giuseppe Chieppa, quindi un bel finale della partigiana che ovviamente non abbiamo di riferimento. Partigiana di Nasi che ha fatto valore tecnica pesce 50, è la prima emergente atleta conregionale di Daniele Kane, un altro grande della maratona di Casano. Attenzione, ancora protagonisti non tardano ad arrivare. Siamo ancora di continuare. Bravo! Bravo! Grande Robby,
Baci e abbracci, una dedica, un messaggio forte. Bravo! Bravo! La Marina San Salvo. Voglio sempre l'invito al cerimoniale maschile di già di raggiungere il palco, ovviamente l'autorità che abbiamo già coinvolto e che ringraziamo anticipatamente. Kip Kemoi, Jürgen Bere, quindi Kenya, Burundi e Italia. Bravo! Arrivo di Fabio Perrier dell'atletica serenissima che chiude la sua fatica col tempo di 2:44 e 58. Ora il palo per il podio, la possiamo racchiudere tra Claudio Gelsomino e Paola Damas. Questo è l'interesse che potrebbe maturare a breve, a nostro avviso, se non ci sono clamorosi capovolgimenti. Stanno correndo entrambe l'ultimo chilometro. Gelsomino? Sono 45, sono stato tirato, era la sera stamattina abbiamo avvisato insieme l'Italia, no? Stiamo per completare il mosaico, quindi Kenya, Italia femminile, 2 esordienti lasciano il segno, d'argento la marchigiana, ottima la prima per Simona Santini, è stato il mondo maschile che lascia dopo l'aereo Bravo! verso Massimo Belletti. Bravo! Della Val di Cembra. E poi Mario Bove della Finanza Sport del Campania. Bravo! US Sport. Attenzione, attenzione. Claudio Gelsomino tiene, porta a casa il pronto della gara femminile. Bravo! Tempo per la fetta Bravo! Grande! 2:46 e 16 ufficioso per Claudio Gelsomino. Intanto è il secondo miglior tempo in carriera per lei dopo il Treviso, e si incastona questo e il 2:47 di Treviso di un mese e mezzo fa. Quindi Kenya, Italia, questo è il best of di oggi al femminile. Mentre Kenya, Burundi, Italia e quello del maschile. Come un anno fa mettiamo 3 bandiere diverse al maschile, l'anno scorso fu Kenya, Brasile e Italia, che ricordavi il bergamasco Fabio Bella. Con l'arrivo allo split 2:13, 14 e 15 secondi. Il momento del libro cuore sono i dati, il brasiliano e il keniano, non sappiamo con quale lingua si sono qui confrontati, un anno dopo lo ricordiamo, perché sapete. Come è andata la stracittadina? Raccontaci. Beh, direi che è stato veramente emozionante, abbiamo fatto 3 momenti di partenza. Bravo! La 10 km. Per un attimo Stefano Purdi, Virginia. Bravo! Trentini! Trentini! Durante oggi. Il Pavolisi prima, il Trevigiano poi. Allora, aspettato. E 2:47 nel suo tempo. Allora, prima partenza alle 9:10 della 10 km, circa 500 atleti che hanno seguito il percorso appunto cronometrato, non era gara ma avevamo Perpile, avevamo Gariboldi, quindi avevamo atleti di altissimo. Bravo! Bravo! Dopo alle 9:20 circa sono partiti i ragazzi familiari, assistenti, volontari delle Charity Partner. Bravo! Giuseppe Vivi, la testa del secolo. Bravo! Importante. In compagnia anche di Riccardo Cavallini, andiamo a prendere il Trevigiano. Scusate che proprio chiaramente il messaggio è dato. Bravo! Si complimenta col Trevigiano. Arriva anche Fabrizio Casagrande del gruppo sportivo Mercurius nella classifica assoluta e ora è la volta Bravo! del Bravo! 136. Non mi fate scappare il bici che andiamo a prendere il volo. Franco Creuso 2:48 e 22. Albisi, una dedica, un ritorno in maratona nella tua terra dopo l'esperienza emiliana dell'ottobre scorso. Una gara tra l'altro esaltante, una prestazione che è andata sicuramente a sovvertire quelle che erano la giornata di riavvicinamento ai 42 km dell'autunno scorso da Maranello al Carpio. Oggi è andata decisamente bene. È stato un ritorno al vecchio amore, al passato, Bravo! all'esperienza, ovviamente non ho l'allenamento che avevo qualche anno fa, ho dovuto faticare un po' di più, ma veramente una maratona eccezionale, grandissimo pubblico, Bravo! arrivo straordinario in questa piazza che poi oggi è baciata dal sole, perciò una bella esperienza, contento di averla finita sotto le 3 ore, che più o meno era il mio obiettivo, insomma.
Bene, questa è la sintesi su una sorta di telegramma di Alvise De Vidi, l'atleta del secolo, oro olimpico ad Atene 2004 in maratona, 10 giorni dopo Stefano Bravo! Albertini. A te traguardo, a te Paolo, perché altre emozioni. È l'arrivo di Stefano De Stefani di Robby Marathon a Catanzaro che Bravo! subito dopo il portacolori del Bolzano Francesco Grasso. Arrivo Bravo! anche del 302 Moreno Nervano. Grande! Grande! Quarta del suo secondo miglior tempo di sempre, 2.49 in 50. Bravo! La viginesca, tra l'altro il campionessa italiana di specialità, più dai piedi del podio. Allora cortesemente Luca Coppari e Davide Conardi, area d'arrivo. Quindi 4 le donne arrivate con la quarta piazza di Paola Dal Mas che vince il titolo nazionale Vigili del Fuoco, atleta bellunese. E tanto Dario Bolognese che ha raccontato la 10 km e tutto quello che è stato l'evento celebrato in pianta. Dario abbiamo lasciato a metà, alla riesce Bravo! Bravo! di racconto che possiamo aggiungere di questo ottimo Fino del Giogaeta. Allora, dicevamo, da 10 km ho visto due straordinari campioni, Bravo! Ruggero Pertile e Simone Bravo! Gariboldi, che erano presenti così a dare onore a questa corsa cronometrata, non gara. Poi avevamo anche Eleonora Bernalda, altri atleti Bravo! della Polizia di Stato presenti. Bravo! Quella abbiamo dato il via a circa 1000 persone delle associazioni, delle charity partner cosiddette, che sono le associazioni di beneficenza, di solidarietà. E poi ragazzi, ci hanno messo quasi 20 minuti a partire tutti, diciamo siamo vicini a 15.000 partecipanti, credo che sia un record per la nostra città, per una corsa stracittadina straordinaria, 1000 colori, tanta gioia, tanti palloncini, insomma un grande spettacolo. Grazie a Dario Bolognesi, grazie a Marco Arnese per i Vigili del Fuoco alla conclusione del Bravi! di Milano, un protagonista abituale. Bravi! Arriva Alessio Montin, poi altri atleti che si susseguono. Abbiamo già superato le prime 30 piazze di questa 16ª maratona di Sant'Antonio. Vengo io. Colgo l'occasione per invitare la Chignana con l'aiuto del suo accompagnatore, parliamo di Nancy Titanga, di Simona Sanfini e di Claudio Gelsomino, cortesemente se riescono già a pianificare la disponibilità Bravo! del protocollo che tra breve attiveremo nell'area alle nostre spalle. E Nicola Turri che sta al traguardo di questo Bravo! tempo di Bravo! 2.52 precede Giuseppe Bravo! Peppa. Ma si susseguono gli arrivi. Bravo! Ogni 10 metri Bravo! una volta di Nicola Rebè. Altro atleta in zona traguardo al 125 Massimiliano Bravi! Disegna. Bravi! Poi il 211 Giorgio Golfer e ancora tanti altri. Tra qualche istante il cerimoniale di premiazione della maratona maschile e a seguire quella femminile. Roberto Brevetti ufficializzerà la premiazione by Fono. Rappresenta la Francia questo. E ancora arrivano altri atleti, 2 ore 53 e 40 segna il display e lanciato lo sprint. Bravi! Per il 107. Bravi! Trevanine. Bravi! E ora la volta del 339 Dennis Mariotto della Run Card. Why you gotta be so rude? Don't you know
Citanga, Simona Santini e Claudio Gelsomino, associando il tutto anche al meglio della gara maschile, partendo dal nostro Giovanni Gualdi. Bravi! Conosce molto bene le dinamiche del cerimoniale. Bravi! Poi vediamo il keniano vincitore Robert Kinkeboy. Bravi! E il burundiano all'esordio Pierre Geomber e Celestine. Ha dato gran tempo della gara maschile che diventa il terzo di sempre. 9:32. Bravo! Con un robusto miglioramento cronometrico. E l'arrivo anche di Santo Monaco e si susseguono gli arrivi sotto lo striscione della 16ª maratona sul podio. Bravi! Arriva la 5.000 Bravo! e il vincitore della mezza maratona è Giuseppe Mucirino della Bravi! Corvina Excelsior. Bravo! La gara della ditta ferrarese, caro Paolo, già secondo e terzo, secondo l'anno scorso. Bravo! Il bersaglio più ambito, l'atleta targato in passato anche Cus Ferrara, e qui batte Bravo! Confessa, i due si abbracciano e la piazza d'onore l'atleta Vicentino. Bravo! Questa è la cronaca che vedi meglio della mia posizione. E andiamo nel frattempo i risultati ufficiosi della Bravo! mezza maratona, mentre susseguono gli arrivi della maratona con il 144 Matteo Davelio dell'Athletic Club Team Lario. E ancora arrivi che si susseguono, allora è la volta di Paolo Datti. Bravo! Roma, l'atleta nazionale, alla ricerca di un tempo di 2.56.18 per lui, ufficioso. Mentre vediamo il cerimoniale di premiazione per la premiazione assoluta della gara maschile e poi di quella femminile. Altri arrivi ancora. Bravo! Bravi! Ora la volta del 202 Michele Giolo. E ora Bravo! il 667. Bravo! Abbiamo il Bravo! della mezza maratona e vince Giuseppe Mucerino, calciastucci con Bravi! 11:25. In seconda piazza Riccardo Confessa Vicenza Marathon 1:11:45. Un ringraziamento al servizio cronometraggio, grazie. Altro arrivo al femminile, la numero Brava! 4, Lisa Brava! Pezzale, che chiude in quinta piazza. Bravo! Sotto la fatidica barriera delle 3 ore Bravo! 57-28 ufficioso. Ecco, cortesemente Paolo ti prende un attimo la linea per invitare i media e telecamere anche di Rai Sport. Bravo! Ho già ribadito la sintesi, gli highlight Bravo! della mezza del cerimoniale martedì sera. Bravi! Cenate 19:50 e l'orario da non perdere, quindi save disinformation, salvate queste informazioni. Bravi! Perché è giusto davvero rivedere tutto quello che ancora è Dai, bravi! quindi i reporter ufficiali, gli accreditati, quelli che ovviamente hanno il piacere Bravo! di documentare il protocollo, il tempo tecnico di approdare qui. Gli eventi sono Bravo! anche tra un Dai, bravo! momento del cerimoniale Maratona Sant'Antonio 2015. State con noi. E poi arriva anche mai la Bravi! Bravi! per quanto riguarda la gara della mezza maratona. Bravi! A Tonello De Paolis della Noi Pochi Intimi. Bravi! Ancora un invito ai media, ai cameraman, ai fotografi accreditati, e quindi quando Gabriele Bottiglieri, che si occupa in primis del cerimoniale, ci dirà semaforo verde, quasi chiamare il Brava! Brava! al cerimoniale della gara maschile. Bravo! Gli hostess dell'azienda farmaceutica Fidia, tra i main sponsor di oggi, la cortesia di poterci raggiungere per affiancare, cingere Bravo! queste 3 macchine da corsa, che del resto possiamo definire Bravi! che oggi hanno dato qualità all'appuntamento numero 15. Bravo! I media che si sono già appuntamenti schierati perché il lavoro li perseguita e loro si fanno perseguitare. Io dico alle autorità che sono già con noi
Bravo. Ragazze della Fidia al tempo stesso, dopo aver Bravo. al fianco degli atleti d'arrivo, ora le vorremmo davvero avere nell'area protocollare, che intanto alza l'attenzione alle donne. Bravi. Santini, Bravi. Gelsomino, alle vincitrici Nancy Waigumo Gitanga, a loro state il compito di approdare da noi per poi Bravo. dare le stesse autorità per il conseguente momento femminile. Continuano Bravo. a susseguirsi arrivi, è una volta del Bravo. 54 Riccardo Biancalana, 3 ore 00 per lui, quindi il muro delle 3 ore viene superato in questo istante. 3 ore di gara, ricordiamo l'orario massimo di questa maratona sono le 7 ore. Partenza 8:45, arrivo dell'ultimo previsto alle Bravo. 15:45. Bravo. Maratona Sant'Antonio, Bravo. di premiazione, ladies and gentlemen, welcome to the victory ceremony about the Maratona Sant'Antonio 2015. Sarà Luca Iatolino, vicepresidente di Confindustria, Bravo. il terzo atleta classificato nell'appuntamento targato Fidia, viene da Gazzaniga, Bergamo, veste i colori della Corrent Time da questa stagione. A veterano della Maratona di Padova, già secondo, quarto, gli mancava un gradino importante di questo podio che è il terzo, in 2 ore 16:15, 2 hours 16:15, Giovanni Gualdi.